shock della strage di Mestre, in cui hanno trovato la morte 21 tra turisti e autista del mezzo. Nei filmati delle telecamere gli istanti in cui precipita dal cavalcavia il guardrail strisciato per una cinquantina di metri. I magistrati di Venezia indagano con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo, nessuna frenata né contatti con altri mezzi, spiega il procuratore Cherchi, autopsia sul corpo del conducente quarantenne forse colpito da malore. Per i vertici dell'azienda di trasporto turistico il guardrail che ha ceduto sembra una ringhiera, ora è il momento del dolore, replica il sindaco di Venezia Brugnaro, siamo impegnati a gestire l'emergenza. L'autista Alberto Rizzotto è l'unica vittima italiana dal disastro di Mestre, nel suo paese Vazzola lo sconcerto e la commozione di chi lo conosceva bene, quello era il lavoro della sua vita. Identificate finora 8 vittime, 7 sono ragazze o donne, l'8avo un bambino di 1 anno e mezzo. Per accertare l'identità delle salme servirà l'esame del DNA. Tra i morti una sposina in viaggio di nozze. Ricoverati in 5 diversi ospedali, 15 feriti, un terzo di loro è grave. Preoccupano le condizioni di una bimba di 3 anni ai Grandi Ustionati di Padova. A Treviso 2 fratelli che hanno perso la mamma. E il presidente del Veneto Zaia in visita all'Angelo di Mestre, proclamati in accordo con la prefettura 3 giorni di lutto regionale, bandiere a mezz'asta in tutti i palazzi delle istituzioni e nei municipi. Buonasera, ben ritrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Prosegue questa lunga giornata dedicata a questa tragedia che ha colpito il nostro territorio, la strage di Mestre, all'indomani di questo evento che è costato la vita, lo sapete, a 21 persone con 15 feriti. Spuntano le immagini scioccanti che immortalano il momento dell'incidente e della caduta del bus ieri sera a Mestre. Sono le 19:38 e 28 secondi del 3 ottobre. Eccole le immagini shock registrate dalle telecamere che immortalano il momento dell'incidente lungo Rampa Rizzardi a Mestre. Si vede l'autobus bianco condotto da Alberto Rizzotto procedere. Poi oltrepassa un pullman che sta correndo nella corsia alla sua sinistra. Scompare per un attimo, per poi riapparire e precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Poi le fiamme. Tutto in pochissimo tempo. Immagini che lasciano senza parole. 21 deceduti, tra cui 2 minorenni non ancora identificati, ma riteniamo che siano davvero minorenni, e tra questi 7 sono stati identificati, 5 ucraini, un italiano che è l'autista, un tedesco e quindi 7 al momento identificati. Mentre per quanto riguarda i feriti sono 15, 4 ucraini, un tedesco, un francese, un croato, 2 spagnoli, 2 austriaci. Su 15, 11 sono stati identificati e 4 da identificare. Un bilancio drammatico quello riferito dal prefetto all'indomani della tragedia, in cui però si è salvato un neonato. Una scena definita apocalittica dallo stesso prefetto, così come dal sindaco Brugnaro. Mentre le indagini proseguono e mano a mano si delineano dei punti fermi. Ci sono dei punti che sono sufficientemente fermi. Il primo punto fermo è che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il pullman che è caduto ed altri mezzi, questo è il primo punto. Il secondo punto fermo è che risultano delle tracce di contatto tra il mezzo e il guardrail circa 50 metri prima della fuoriuscita, con un appoggio sostanzialmente e poi con una fuoriuscita. Questi sono i punti centrali. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo stradale. L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificarne le condizioni, così come quelle delle batterie al litio. Il bus è stato trasportato in una zona sicura, ampia, dove mano a mano viene continuamente raffreddato per evitare la ripresa delle fiamme. Gli inquirenti hanno sequestrato anche l'intera area, dal punto di contatto a quello di caduta, ovvero il guardrail e il parapetto esterno. Unica vittima italiana è Alberto Rizzotto di Tezze di Vazzola nel Trevigiano, che era alla guida del mezzo. Questo era il lavoro della sua vita, aveva trovato la sua dimensione, raccontano quelli che lo conoscevano da sempre. Aveva trovato la sua passione, era la sua passione proprio di andare via col pullman, proprio era contento insomma.
Rossella Narder e il marito abitano nella casa di fronte a quella della famiglia Rizzotto. La coppia non trattiene il dolore, sconvolta, come tutta la comunità di Vazzola, come tutta Italia, dalla tragedia del pullman precipitato ieri sera, poco prima delle 20 dal cavalcavia Vempa di Mestre. L'unica vittima italiana della strage è Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano, ma da sempre residente qui, a Tezza di Vazzola, insieme ai genitori. L'uomo era al volante del mezzo volato per 10 metri. Quello dell'autista era un lavoro intrapreso una decina d'anni fa, una vera e propria passione, racconta chi lo conosceva. La notizia che ci fosse anche lui tra le 21 vittime ha travolto la comunità sotto shock, come la signora Narder, che ha appreso solo stamattina da un messaggio del figlio della morte di Alberto. Ho ricevuto stamattina il messaggio del mio figlio nel cellulare, mi ha scritto solo così: Alberto Rizzotto, senza dir niente, perciò ho capito che era quello che io non volevo pensarci questa notte. I genitori di Alberto sono chiusi nel loro straziante dolore, le imposte chiuse. Nell'abitazione in tarda mattinata arrivano alcuni familiari, si intrattengono pochi minuti, nessuno se la sente di parlare. C'è chi arriva qui e lascia un mazzo di fiori in ricordo di Alberto. Era come un figlio per noi, ci dice ancora tra le lacrime Rossella Narder, ricordando quel ragazzo che ha visto crescere. Bravo, tranquillo, da quei tranquilli, educatissimo. Ti salutava da lontano, se lui ti vedeva per primo. Franco Palù, amico della famiglia Rizzotto, aveva incontrato solo pochi giorni fa Alberto, che conosceva da quando era nato. Io vado a lavorare? Sì. E poi mi ha spiegato più o meno i tragedi che faceva sempre, quelli di solito, aeroporto, Tito, le solite cose, viaggi praticamente brevi. Il suo lavoro aveva trovato la sua ragione di vita con questo lavoro? La sua dimensione, sì. Anche il signor Palù lo ricorda come un ragazzo solare, allegro, unico. Era splendido, solare, ma veramente simpaticissimo, aveva sempre una battuta per tutti. Quello stesso ricordo condiviso dall'ex insegnante delle medie di Alberto. Era buono, disponibile, gentile, affabile, affettuoso, cordiale anche, come il papà, come la famiglia, insomma. Aveva già la passione per le macchine. Ma lui parlava molto dell'aereo più che altro, ricordo anche del papà. Andiamo a rivedere allora quella che è stata l'ipotetica dinamica di quello che è successo ieri sera a Mestre con le voci dei soccorritori. Eccolo il guardrail su cui per circa 50 metri avrebbe strisciato l'autobus guidato da Rizzotto per poi precipitare. Nessun segno di frenata sull'asfalto e per quanto riguarda la velocità sembra che il mezzo procedesse lentamente. Nessuna collisione dunque con un altro mezzo, anche secondo quanto hanno raccontato alcuni dei sopravvissuti. Hanno dato delle indicazioni che collimano con le ricostruzioni fattuali, e cioè non ricordano di aver sentito urla di nessun tipo e soprattutto non hanno sentito botte, colpi dalla parte sinistra del mezzo, e quindi questo collima con l'assenza di elementi che fanno pensare ad uno strusciamento, ad un contatto tra i due mezzi. Escluso l'impatto, dunque si propende per un malore dell'autista o un guasto meccanico. L'autopsia sarà importante, penso che dovrebbe darci degli elementi ulteriori per avere un quadro sempre più completo. Difficile ora dare un'identità alle vittime, molte non avevano i documenti con sé. Per questo motivo il procuratore ha spiegato di aver dato incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, se necessario, di ricorrere all'esame del DNA. Una tragedia che ha sconvolto la comunità, tanto che questa mattina più di qualcuno si è recato sul posto per lasciare dei fiori. Sono passata ieri che era appena successo. Cosa ha visto? Brutto da vedere, proprio brutto. Le fiamme, l'odore di bruciato. No? Una notte di lavoro, la scorsa, che ha visto centinaia di forze in campo. Lo scenario ti rimane impresso, molti dei pompieri, e siamo intervenuti con oltre 60 persone, con oltre 30 mezzi, anche dalle province di Treviso, Padova, Rovigo, e molte delle persone, dei colleghi che ho salutato, sentito, eccetera, mi hanno detto: guarda, io comandante, io non ho mai visto una roba del genere, una roba così. E il
Comune di Venezia è in lutto per 3 giorni. Per il sindaco Brugnaro questo è il momento del dolore. Spetterà stabilire quello che è successo, poi dice alla magistratura. Siamo in lutto, è una grande tragedia. È ancora scosso il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Quella appena trascorsa è stata la notte più difficile. La corsa sul luogo dell'incidente, appena appresa l'incredibile notizia che un autobus era caduto dal cavalcavia, per poi trovarsi di fronte a quella che ha definito una scena apocalittica, una tragedia immane. Ho preso sonno questa mattina, tra finire le cose lì e lo stomaco non riuscivo a digerire questa scena veramente apocalittica, di vedere 20 persone morte, 21 esattamente. È una cosa che a me non era mai successa e credo che sia una tragedia tra le più importanti che sono mai successe. Il Comune di Venezia è in lutto cittadino fino a venerdì e fino alla conclusione delle esequie in tutti gli edifici comunali il gonfalone sarà a mezz'asta o abbrunato. A Cafarsetti in via Palazzo sono a disposizione dei libri di condoglianze per consentire a tutti la possibilità di manifestare cordoglio. C'è la magistratura, ci sono 20 morti, 21 morti. E penso che sia opportuno il silenzio e lasciare lavorare gli inquirenti che stanno facendo, perché non riesco a spiegarmi, non riesco davvero a spiegarmi. In queste ore il Comune è impegnato a gestire l'emergenza. Poco prima di questa intervista Brugnaro era al telefono con l'ambasciatore ucraino. Contemporaneamente bisogna anche ridisegnare la viabilità dei mezzi pubblici tra Venezia, Mestre e Marghera. C'è qualcosa che le rimarrà per sempre dentro, qualcosa che ha visto in quelle ore? Gli ho detto prima, non riuscivo a prendere sonno, ho visto questi bambini, pensavo ai miei, pensavo all'imponderibilità della vita. Cioè davvero, dico stai sempre attento, non succeda qua. Poi quell'auto aveva 16 persone prenotate che dovevano andare in questo campeggio e poi alla fine invece abbiamo visto che erano di più, perché tanti sono corsi, sempre del campeggio, sono saliti, voglio dire, no? I 4 tedeschi, fatalità, non sono riusciti a prenderlo. E sono valutazioni che poi a 62 anni ti senti di fare, stai sempre attento a tutto, e poi la vita è così. E il patriarca Moraglia è stato tra i primi ieri sera ad accorrere sul luogo della tragedia. Sentiamo il messaggio che ha voluto lanciare oggi. È stato tra i primi il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ad accorrere sul luogo della tragedia martedì sera, accompagnato dal sindaco Luigi Brugnaro e dal comandante della polizia locale Marco Agostini. Davanti ai 21 corpi senza vita, avvolti da un telo bianco, Monsignor Moraglia si è raccolto silenziosamente in un'intensa preghiera. Stamattina, dopo una notte presumibilmente insonne, Monsignor Moraglia è ancora sgomento e parla quasi con un filo di voce. Una scena straziante, 21 corpi in terra coperti da un telone, tra cui 2 corpi privi di vita di bambini. Le luci dei lampeggianti, le voci dei soccorritori, tutto questo poneva una grande domanda, la precarietà del vivere umano. Poi un suo appello in un momento così difficile al senso di comunità tra le persone. E solamente unendoci, stando più insieme, più dalla stessa parte, più condividendo con gli altri la nostra umanità, riusciamo ad affrontare questi imprevisti, queste situazioni così inspiegabili. 21 morti abbiamo detto e 15 feriti, 7 sono in gravi condizioni e ricoverati nei vari ospedali della regione. È un evento eccezionale, è una cosa drammatica che colpisce Venezia, ma penso colpisca tutto il mondo, visto l'entità di chi ha interessato. Ci sono diversi bambini e questa è la cosa più drammatica. Tra i passeggeri del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre c'erano 5 minori, 2 purtroppo sono deceduti, la vittima più piccola, appena 1 anno e mezzo, l'altra 11 anni. Negli ospedali di Treviso e Padova ci sono invece i bambini feriti. Sono stati principalmente traumi, poi la gravità di questi traumi in alcuni è stata complicata dalle ustioni. Il quadro clinico più grave è quello di una piccola ucraina di 4 anni ricoverata in azienda ospedaliera a Padova con ustioni e traumi. Al Cafoncello di Treviso ci sono 2 fratelli austriaci di 3 e 13 anni. La loro mamma e il compagno invece sono tra i 21 deceduti. Dei 15 feriti, 7 sono ricoverati nelle varie terapie intensive degli ospedali della regione. Sono i casi più complicati. A Padova, sede del centro grandi ustionati, oltre alla piccola di 4 anni è arrivata anche una 52enne spagnola. Condizioni, diciamo così, pesanti, ecco, usiamo un po' questo termine.
Sono persone sulle quali stiamo facendo di tutto di più per cercare di venire a capo, insomma, ecco, delle problematiche pesantissime che hanno. Vediamo un po' la situazione come evolve nelle prossime 24 ore. A Treviso, oltre ai 2 fratellini austriaci, è ricoverato il padre di uno dei 2 piccoli, poi c'è la mamma della piccola ucraina portata a Padova e uno spagnolo, marito della 52enne. All'ospedale all'Angelo di Mestre ci sono invece 6 feriti, 3 ucraini, un tedesco e 2 ancora da identificare. Una turista francese invece è ricoverata ad Olo e un croato a Milano. La macchina dei soccorsi ha mobilitato tutto il Veneto con 40 ambulanze e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Treviso per ritrasportare i 2 casi più gravi a Padova. A bordo del bus, oltre all'autista Alberto Rizzotto, c'erano 35 passeggeri, 8 le vittime su 21 per ora identificate. Molte di loro non avevano i documenti, quindi la procura ha dato l'incarico alla medicina legale e alla polizia scientifica di effettuare gli esami del DNA nella speranza di poter dare a tutti i corpi un nome per poter avvisare i familiari. E all'ospedale dell'Angelo anche il supporto psicologico ai parenti di vittime e feriti. Arrivano proprio in uno stato di agitazione, in uno stato, proprio quello che dicevo prima, anche di confusione, no? Perché queste notizie purtroppo quando arrivano scioccano tutti, figuriamoci poi quando ad essere coinvolto è un nostro caro, ecco. Quindi la prima cosa proprio da fare è quello proprio di, noi lo chiamiamo un intervento di normalizzazione, proprio di riorientamento alla realtà, ecco. Questa è la cosa diciamo necessaria, indispensabile proprio da fare. E poi ci si mette a disposizione proprio di tutto quelli che sono i loro bisogni, che sono inizialmente proprio quelli di avere informazioni, notizie, che noi stiamo cercando un po' di raccogliere e di darle, ecco. Sono ancora proprio in quella fase che noi chiamiamo lo shock e quindi magari dei ricordi confusi, ecco, ricordano, cioè sono ancora proprio in quello stato di agitazione, di confusione che è tipica proprio dell'evento traumatico, ecco. Quindi sicuramente non sono ancora nella fase proprio di quella che noi chiamiamo la consapevolezza, ecco, di quello che è successo o di quello che potrebbero aver perso. Ora un rapido break, ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con tutti gli aggiornamenti sulla strage di Mestre. All'Angelo il presidente del Veneto Zaia che ha proclamato 3 giorni di lutto regionale. Io spero che le immagini delle telecamere in strada, quelle in autobus, se ci sono, se si sono salvate le immagini e le testimonianze, ci aiutino a capire cosa è successo, perché noi non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di strada degli incidenti. Il presidente del Veneto Luca Zaia arriva all'Angelo di Mestre poco dopo mezzogiorno. Annullati tutti gli impegni, indetti 3 giorni di lutto regionale con l'invito a tutti gli enti di esporre le bandiere a mezz'asta. All'ospedale allestiti servizio di accoglienza e sala dedicata ai parenti delle vittime della tragedia del bus con interpreti e psicologi. Abbiamo da un lato il tema del riconoscimento delle vittime e dall'altro quello di occuparsi dei pazienti. Ringrazio i medici, non solo quelli che erano in strada questa notte, ma anche coloro che sono negli ospedali, che sono rientrati dai turni da casa. Vi dico solo che ad esempio a Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi i pazienti sono su 5 ospedali che sono ovviamente Mestre, Treviso, Dolo, Mirano e Padova. A Padova abbiamo la bimba di 3 anni che è anche una grande ostionata per la quale siamo veramente preoccupati. Tra i morti una bambina di poco più di 1 anno e una ragazzina di 13 anni. Tra i feriti una coppia di fratelli austriaci di 3 e 13 anni ricoverati a Treviso, la cui mamma è morta insieme al compagno. Sulle cause di quella che definisce una tragedia immane il governatore rimane prudente. Siamo davanti a una macchina che è recentissima, del 2022. L'autista è una persona esperta per bene, è super referenziato, per cui si tratterà veramente di capire la dinamica. Tutto fa pensare a un malore, però è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale, il guasto tecnico piuttosto che altri fattori che oggi non ci sono noti. Attendiamo. Zaia ha ringraziato l'apparato sanitario per la mobilitazione sul posto e negli ospedali, dalla Regione il supporto ai soccorritori anche in termini di protezione civile. È stato garantito come sempre il supporto nelle attività di soccorso, ognuno per quanto di competenza. La Regione ha coordinato tutta l'attività dei soccorsi sanitari, intervenuti con una ventina di ambulanze, 5 ospedali
ospedali coinvolti dove sono stati ricoverati i feriti, alcuni dei quali purtroppo gravi, e per quanto riguarda la protezione civile ha garantito supporto e l'assistenza alla popolazione laddove è necessario. Subito dopo l'edizione di Treviso partiremo con una nuova edizione straordinaria per continuare a raccontarvi gli aggiornamenti su questo caso, come abbiamo fatto in queste ultime ore. Lo smarrimento iniziale, lo shock, l'angoscia, anche le nostre redazioni pochi minuti dopo lo schianto di Mestre hanno trattenuto il respiro sperando di aver capito male. No, non poteva essere vero, quel cavalcavia in Veneto e non solo lo conoscono tutti. Una tragedia troppo grande e la nostra scelta immediata di interrompere il regolare flusso delle trasmissioni per mettervi in contatto con la realtà senza filtri se non l'urgenza di raccontare i fatti con il giusto tatto che imponeva uno scenario di guerra che ha sconvolto tutti. Ci riconoscono come il vero servizio pubblico ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Sono circa le 20:30 quando parte la nostra edizione straordinaria. Siamo gli unici a trasmettere in diretta a nord-est e a livello nazionale. Il dramma di un'intera città diventa mondiale con il passare dei minuti. Siamo costretti a interrompere la programmazione di Antena 3 per una notizia appena giunta. Un autobus, non è ancora chiaro se si tratti di un bus turistico, ha sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa in via dell'Elettricità a Mestre ed è... Arrivano le prime immagini, si fa una selezione dei video utilizzabili, cerchiamo riscontri con gli operatori dell'urgenza ed emergenza che si rivelano ancora una volta degli angeli, al di là di ogni retorica. Le redazioni si allineano, sul posto arrivano le nostre troupe, con noi ancora una volta ci siete voi. Più di un Veneto su 5 sceglie le trasmissioni del gruppo Media Nord-Est con i dati certificati Auditel che segnano oltre 1.600.000 telespettatori nella giornata, di questi quasi 900.000 solo su Antenna 3, la dimostrazione che di fronte a un evento di cronaca i punti di riferimento dell'informazione sul territorio sono le nostre emittenti, il vero servizio pubblico televisivo del Nord-Est. Se qualcosa succede è accendendo Antenna 3 che si può essere informati. Ancora una volta abbiamo lavorato fianco a fianco con voi telespettatori che con migliaia di video, considerazioni, segnalazioni ci avete aiutato in un momento critico e sconvolgente per tutti a fare un'informazione seria, autorevole e credibile, il servizio pubblico del Nord-Est. Chiudiamo l'edizione del Veneto, tra poco le previsioni del tempo, a seguire come sempre Venezia con altri servizi. Buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Alta pressione prevalente ma non del tutto stabile, sempre bel tempo e clima eccezionalmente mite sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 5 ottobre. Sul Veneto il cielo si presenterà spesso nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate, ma comunque non mancheranno ampie schiarite soleggiate. Temperature senza variazioni, minime sui 10-16 gradi, massime comprese tra 22 e 26 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento ma sole prevalente un po' ovunque. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi con prevalenza però di tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.